bambino è nato per noi, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle la sua sovranità. E il Gratone Romanum, che è il libro liturgico ufficiale della Chiesa Cattolica, lo colloca, questo canto, diciamo così, lo colloca in apertura della messa del giorno di Natale, la terza, che è quella più importante, al di là della poesia natalizia che fa ritenere più importante quella della notte o una volta di mezzanotte, ma la più importante è la messa del giorno di Natale. Mentre sappiamo invece che a Pasqua la più importante è quella della veglia, della mattina. Il Puer Natus che ascolteremo non è solo nato, perché subito dopo viene cantato in latino et filius datus est nobis, e viene messa in evidenza, in sostanza, la dimensione del dono è dato Gesù, della consegna che l'intera umanità ha ricevuto con l'incarnazione del Figlio di Dio. E questo datus, come non pensare anche all'orto degli ulivi, dove alla fine lui stesso, Gesù, si dà, si consegna. E subito dopo viene detto cuius imperium super humerus eius, sulle sue spalle è la sua sovranità. E qui come non pensare al peso della croce sulle sue spalle? Ecco allora che questi antichi canti, anche natalizi, anche se a noi sembra il contrario, hanno poco di poesia, ma sono altamente teologici, significativi per la fede. Così io credo anche per noi il Natale non può restare soltanto un po' di poesia, anche se bello indubbiamente, ma deve invitarci a cogliere il mistero, stupirci per questo fatto unico nella storia, di un Dio che si fa povero, che nasce in una stalla dove non c'era posto per lui, che si consegna all'umanità. Vorremmo dire il primato dell'umano, che è la predica che il Papa ha fatto questa sera in San Pietro, ai cardinali dando la berretta, ma che io dico il Puer Natus è la predica che questa sera il Signore fa a ciascuno di noi. Buon ascolto e tanti auguri. Il nostro
piccoli in canto di San Lorenzo Giantino, della maestra Cristina Del Negro, e che secondo me ha un valore questa loro partecipazione. E devo dire che sono veramente contento di questa scelta, e quindi vi prego ancora un applauso perché credo che possa avere. Perché l'attività corale è vista magari, no? Insomma, è faticosa, bisogna provare, bisogna allenare, trovare la voce, e credo che anche
celebration of Christmas.
Chissà se ci sono in quello sottofondo, stile nato, gli accompagnamenti. Grazie. Stile nato, Monte Carlo, è uno fra i più celebri canti di Natale al mondo, di origine austriaco, tradotto in più di 300 lingue e dialetti. Le parole furono scritte nel 1816 dal sacerdote salzburghese Joseph Mohr, che allora era un assistente parrocchiale nella regione di Salisburgo. Donatella, ti chiedo scusa, ho letto io la tua parte, leggi tu la mia, leggi tu la mia, leggi tu la mia. Conservò le parole, rimanendo in attesa di trovare qualcuno che potesse metterle in musica. Così 2 anni dopo incontrò Franz Gruber, maestro elementare di organista, originario dell'Alta Austria, e che di getto compose la musica. Era il 24 dicembre del 1818 ed il sacerdote Mohr chiese a Gruber di musicare il brano da lui scritto per solo 2 voci soliste, oltre che per coro e chitarra. Gruber fece vedere la partitura a Mohr, che approvò subito. Tale richiesta di usare la chitarra come strumento musicale è avvenuta in quanto l'organo della chiesa di San Nicola era guasto, poiché il mantice era stato rosicchiato dai topi e la riparazione richiedeva tempi lunghissimi, per cui la prima esecuzione pubblica avvenne nella stessa notte della vigilia di Natale del 1818 durante la messa nella chiesa di San Nicola a Oberno. Ed il brano venne eseguito dai suoi 2 autori, con Mohr che cantava la parte del tenore ed accompagnava con la chitarra, e Gruber che intonava la parte del basso. Lo spartito fu raccolto da un certo Karl Maurer, fabbricante degli organi e della zitherna, e che se lo portò con sé in Tirolo. E le famiglie tirolesi Strasser e Reiner fecero conoscere la melodia di Gruber in tutta Europa. Oggigiorno è uno dei canti natalizi più diffusi al mondo, tradotto in moltissime lingue. Testo della versione italiana del titolo Astro del cielo non è la traduzione dell'originale in tedesco, bensì è un componimento originale con un testo differente che è stato scritto dal sacerdote bergamasco Angelo Neri, e le parole sono state riportate sulla stessa originale base musicale. Questo brano stasera ve lo presentiamo in 3 lingue: in tedesco Stille Nacht, in inglese Silent Night e in italiano Astro del cielo. Vieni pure qui a parlare, il microfono. Facciamo una piccola riflessione
decide di accompagnare quel bambino di andare alla grotta. E come tutti i bambini, all'inizio questo bambino è felice, poi è stanco, vuole stare in braccio, chiede sempre quando sono arrivati e la mamma lo rassicura, gli dice guarda le stelle sono bellissime, saremo arrivati presto, le campane stanno suonando e poi alla fine quando arriveremo ci riposeremo. Ma noi abbiamo interpretato questo rosario della Tiziana alla fine di questo lungo cammino, di questa
le stelle brillano, è la notte del nostro Salvatore. Il mondo è rimasto nel peccato, ma lui apparve e l'anima sentì il suo valore. Un fremito di speranza, ascolta le voci degli angeli. Sono arrivati gli uomini saggi dalla terra d'Oriente. Il re dei re è nato per amarci. Inchiniamoci davanti a lui. Sono solo alcuni passaggi del testo di O Holy Night. O Notte Santa, brano di intensa caricatura corale e musicale, brano molto caro a Padre Teodoro per la sua straordinaria emozione che esso ci trasmette ogni qualvolta che la cantiamo e che Lorena, in quanto voce soprano solista, partecipa cantando e creando una meravigliosa atmosfera attraverso le sue straordinarie qualità vocali. All'interno del nostro gruppo ci sono alcune diligenti coriste che registrano la data di ogni nuova partitura e lo spartito di Holy Night in nostro possesso riporta la data, ma io qua chiedo a Sabrina che sicuramente lei se lo ricorda. La rivista 1984, Natale 1984, per cui il brano Holy Night ha la bellezza grazie Manuela. di 40 anni, benissimo. Allora il brano, grazie Sabrina, il brano è stato riproposto moltissime volte in tante occasioni sacre e liturgiche e specialmente la notte di Natale, su esplicita richiesta del nostro caro Don Claudio, che ogni qualvolta lo
un po' di sale in zucca alle persone per cominciare insomma a volersi bene o perlomeno a non volersi del male. Quindi a voi, oh Signor, fruit and salute. Ah
non vogliamo accettare che questa canzone ci dice lascia che sia, se non puoi combatterla, accompagnala, lascia che sia, let it be. per